Sì, ragazzi, e benvenuti al quarto episodio di Isole Superviva. Che se ne frega? Ok, oggi voglio dare un augurio speciale perché è il compleanno di un mio iscritto e mi ha chiesto di fare un video di ringraziamento suo. Lui è il quarto iscritto, come vedete sono andata avanti con le cose, questa spadina di legno me la sono fatta giusto per fare cavolate. Qua mi metto questo perché è come l'ascia di legno, solo che ha il doppio. Yeah! Sono un killer. Comunque, come al solito ho ultimato tutte le mie trappole. E oggi non sapevo cosa farvi, ma dico, ok, allora di fare il gattino. Come si fa il gattino? Si deve fare la ciotola. La ciotola si fa con il legno. Mi stanno uccidendo, mi hanno ucciso, lo faccio pagare. Adesso me lo faccio pagare. Capito? Te lo faccio pagare per avermi ucciso. Comunque, non è come Minecraft. Ripeto, questo qui è HD. Faccio il piatto. Sto vedendo il telefonino e viene a cagata. Non lo so perché mi viene a cagata. No! Ti ho ucciso. Vado l'assassino! Vietato! Comunque, prima facciamo una casa. Sotterranea. Perché guadagno materiali invece di perderne. Perché costruendo case perdi materiali. Vabbè, ora la faccio vedere la casa. Ragazzi, il mio cane si è stappato in domande. Che è successo? Come vedete ho piazzicato questo, la ciotola, siamo anche sottoterra. Aspettate. Ragazzi, ho ucciso il gatto! Sì! Adesso risalgo. Che? Che? Ragazzi, non scelgo di stoppare l'uscita, ma canterò una canzone. Din din din, din din din. Ho ucciso il gatto, buttandolo negli inferi. E adesso il gatto fa miau, e sta lacrimando, sudando, 7 camicie dalla paura. Io ho ucciso il gatto, mandandolo negli inferi, ed è sprofondato negli inferi. E negli inferi sprofonderà. E negli inferi sprofonderà. Non ce lo facciamo un altro, raga. Pensate che ho finito qua a fare i gatti. Cioè, faccio una colonia.
E mi faccio una colonia, perché? Perché voglio rotture di cazzo. Vediamo se funziona. È operativa. Io sono puntato così. Che gran idiota che sono. E adesso YouTube me lo mette come principale. Fotografia. Vabbè. Ok. Vabbè. E facciamo anche questo? Tutto. Ok, ragazzi. Aspettiamo. Vabbè. Ah, giusto, quello lì è morto. Quindi hanno paura di me. Quindi, è uscito dal mondo e... No, però ci ho trovato poi. E, guardate, lei, Creative One. Ah, per salvare si fa. Mm. 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 Questo andiamo. Vabbè, non guadagniamo con... Vediamo come. Comunque qua vi dà dei consigli. Mi piace tutto. Allora, come lo fai? No, 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 no. Dentro. Vaffanculo. Almeno abbiamo 10 coins. Questo mi interessa. Comunque. Ma, ritorniamo a noi. A parte do gli auguri sempre ad Alessandro. Ah, mi aveva chiesto di dire il suo nome. Vediamo se esce il piccolino. Adesso perché c'è... Allora. Fa cagare la musica. Venga. Cagate veramente. Oh! Ecco qua il nostro cane. Guardate. Guardate lo specchio di un cane. Poi fa... Vediamo cosa succede. E veramente è tutto. Ringrazio a tutti quelli iscritti e a quelli che mi stanno seguendo. Ciao ciao! Raga, questa qui non è la fine del video. Ho creato il coso. Ah, sì. Ah, guardate raga. Attendissimo a questo. Ma fanno. Vabbè, poi.
Ragazzi, sono riuscita a eliminare per sempre uno scheletro, facendo un bel burrone. Un bel burrone e voilà, siamo salvi. Quindi fate un bel burrone, attirateci il vostro scheletro che vi sta disturbando e voilà, il gioco è fatto. Facciamo gli scalo. Beh, chiudiamo quest'ora. Comunque, se non avete oro, usando i coin, se avete dei coin, prenderete, non lo so, perché volete. Dovete prendere, allora, non so, non mi manca, quando ce n'è? 10. 4 metri. Differente. Ok. Hammer, gold hammer. Ecco, quello me lo compro. Faccio già quello lì di silver. E me lo potrei anche fare. Anzi, facciamo quest'ora. Preferisco sudarlo che comprarlo. E c'è bisogno dei coins che fanno veramente cacare, l'hanno messo semplicemente per fare pubblicità. Vi sudate il martello e tutto e abbiamo tutti gli attrezzi in oro. Ok, vabbè, anche se faccio te la lascio, tanto male non fa. Mi sa che devo scappare tutta quest'area. Cioè, ora per ultimare tutta la mia trappola, guardate questo grande esempio. Scavate un buco sotto i 3 di larghezza 3. Poi attivateci il vostro scheletro. E addio per sempre. Ci vedremo all'inferno. Questo è tutto. Se non volete gli scheletri che vi cacano, fate così. Da adesso io mi ci giro. Ciao ciao.